E dunque le spiagge agrigentine, ormai come secondo consolidata tradizione, a cavallo della notte di Ferragosto sono state invase dagli accampamenti selvaggi in spiaggia vietati dalla legge, alimentati e incoraggiati dalla totale assenza di controlli preventivi da parte degli organi competenti che sono pagati dai contribuenti affinché sia applicata e rispettata la legge. Il drone dell'Associazione Ambientalista Mare Amico di Claudio Lombardo e di Drone Dari di Massimo Laimo ha registrato il prima e il dopo la notte di Ferragosto. Lo stesso video è stato rilanciato dalla stampa nazionale, sia online, ad esempio il Corriere della Sera o Repubblica, sia in TV e tra gli altri al TG5. Ecco il video. A seguito della ribalta mediatica nazionale di quanto accaduto lungo le spiagge agrigentine, l'Associazione Ambientalista Mare Amico auspica che già dal prossimo anno sia debellata l'incivile pratica dell'occupazione selvaggia del demanio pubblico, che tra l'altro è vietata dalla legge, e che il prefetto si assuma l'onere di organizzare in tempo un adeguato gruppo interforze capace di prevenire e reprimere tale incivile tradizione, coinvolgendo la prossima amministrazione comunale e predisponendo delle manifestazioni alternative.